Allora, la professione, chiedo entrambi, del locatore turistico, chiamiamola professione, svolta dall'agenzia, svolta da un privato in modo serio, come può essere valorizzata congruamente rispetto a chi lo fa e ovviamente concorre slealmente sul prezzo, tra virgolette slealmente, insomma concorre sul prezzo? Ma sicuramente è un problema, l'ascoltatore ha ragione, è un problema che affrontiamo anche noi col nostro lavoro. Anche noi facciamo un lavoro regolare e ci scontriamo magari con i privati che possono anche loro comunque vendersi l'appartamento e comprarselo senza appoggiarsi a un'agenzia immobiliare. Ma la differenza qual è? La differenza è nei servizi che uno può dare, nella qualità del lavoro e nella sicurezza del lavoro che può dare, perché quando ci si arrangia tra privati magari ci può incorrere alcuni pericoli che invece la garanzia di un agente immobiliare professionale FIAIP può superare, deve assolutamente superare. Quindi affidarsi a un professionista è importante sia per la qualità del lavoro, sia per la certezza di risultato nel mercato immobiliare, sia nell'affitto che nella compravendita. Assolutamente, lei diceva anche i servizi. I servizi nel senso di competere su qualcosa in più. Sì, quindi sui servizi. Una delle cose che noi facciamo sempre più spesso con difficoltà ma con grandi soddisfazioni quando ci riusciamo è anche cercare di migliorare, quindi di dare delle idee per migliorare gli immobili che poi diamo in locazione turistica, perché il turista che venga per una casa in montagna al mare o per una città d'arte vuole anche trovare un ambiente bello, un ambiente con dei servizi all'interno importanti, e noi cerchiamo anche di dare questo come valore aggiunto. Apprezzo l'ottimismo del vostro ospite sulla ripresa delle locazioni in città. Io avevo un appartamento che prima del Covid rendeva bene, ho provato a resistere ma poi ho dovuto affittarlo a lungo termine con tante lacrime perché i rischi che lo rovinino è più facile. È quello che è successo a lei, Presidente? Assolutamente sì, capisco anche il pensiero questo signore. Noi siamo ottimisti sulla ripresa del mercato, sulle locazioni turistiche. Lui ha fatto benissimo, l'ho fatto anch'io. Bisogna stare attenti a chi metti a scegliere il conduttore giusto per la tua abitazione. Che criteri usate anche voi come professionisti, che quindi date quel quid pluris di cui diceva, nel consigliare anche a chi darlo in locazione, senza essere discriminatori però? Assolutamente, perché noi affittiamo sia all'italiano come allo straniero. Noi quello che ci chiede il cliente, perché la persona noi la conosciamo, quello che ci chiede il cliente e ci chiede il contratto di lavoro non tanto perché sia in grado di pagare l'affitto, ma per capire che sia in grado di vivere bene nonostante pagando una locazione. Le ultime buste paga, dopo abbiamo anche dei servizi noi come FIAIP dove possiamo verificare la situazione del cliente, se è un cliente a semaforo rosso o piuttosto che a semaforo verde, se ha avuto dei problemi, per poter consigliare il proprietario. Molte volte ricorriamo onestamente anche alla firma di una garanzia, di un garante, che può essere il papà, il genitore, un amico, qualcuno che possa così garantire il locatore da continuare a percepire la locazione, perché come ha detto uno spettatore prima, ha affittato l'appartamento per pagarsi il mutuo. Non tutti quelli che hanno comprato un immobile è un immobile che è immediatamente a reddito, magari hanno preso in vista di un figlio, di una figlia, di un arrotondamento di pensione di un domani, magari proprio in funzione per pagare anche l'immobile che sono comprati dopo con un mutuo, quindi debbono avere una certa sicurezza, perché purtroppo chi oggi non paga più l'affitto non è che non lo paga perché decide di non pagarlo, possono essere tanti problemi. Ne abbiamo parlato proprio con l'associazione di categoria e ci siamo resi conto di questo, che si arriva agli estremi, situazioni estreme, però per i proprietari è una pena perché hanno bloccato gli sfratti, perché tutto diventa estremamente pesante e difficile, quindi non tanto gli sfratti per finita locazione ma per morosità, e quindi quello è un altro problema. Siamo verso il termine, comunque locazioni turistiche sono anche queste in ripresa, quindi adesso come stanno andando? Sì, guardi, stanno andando molto bene, in tutti i nostri territori. Abbiamo richieste, sicuramente il mese di agosto è un mese che
è da tutto esaurito. Caldo. Il mese di luglio anche è un mese che sta riempiendo tutti gli spazi che sono disponibili. Stanno tornando anche degli stranieri. Le difficoltà degli stranieri in questo momento è magari poca chiarezza sul Green Pass, certo, come devo farlo, è obbligatorio o non è obbligatorio, però diciamo che iniziano a riaffacciarsi anche gli stranieri, gli italiani stanno andando a vacanza. Abbiamo clienti che prenotano anche per 2 o 3 settimane, quindi questa è anche sempre una buona notizia. E si spera che poi ci sia anche dopo l'estate che possa continuare. Si spera, soprattutto per noi che viviamo di turismo montano, che si riprenda. Dopo l'anno scorso è stato palese che forse è un turismo che viene considerato dai più, o magari dal governo un po' un turismo in serie B. A noi serve che tornino gli stranieri e che vengano a sciare o a soggiornare nelle nostre strutture in montagna. E che anche ci sia quello delle città d'arte o comunque delle città per varie cose, che è importantissimo. Allora, io vi ringrazio, dovremmo affrontare ancora altre tante tematiche, perché non siamo riusciti a poi entrare nel merito specifico anche delle garanzie che dà l'agente immobiliare, di come si diventa. Tanti ci avevano chiesto proprio in questo periodo cambiare professione, diventare agente immobiliare, come si può fare, insomma ci sono tante questioni. Un altro messaggio, ne avete ricevuti troppi. Rispondo all'ospite: puoi stare attento finché vuoi, ma quando affitti a lungo termine è molto diverso. L'affitto a Padova durava 2 giorni, non usavano spesso nemmeno la cucina. Ora per forza di cose parquet, cucine eccetera saranno soggetti a usura più accelerata, ma questo purtroppo è mobili, ha ragione, è verissimo, non si può fare, purtroppo è così. Allora, vi ringrazio, vi auguro buon lavoro, ringrazio voi telespettatori di aver partecipato così in modo intenso alla nostra trasmissione, vuol dire che vi è interessata e quindi riaffronteremo questi temi. Buon proseguimento, a domani. La puntata naturalmente la ritrovate sul sito internet del nostro gruppo. Arrivederci.